bontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsu dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Nella sera della mia vita, aiutami, o Maria, a ringraziare il Signore per tutto il bene che Lui ha operato in me. Con te voglio cantare il mio Magnificat. Donami la certezza che tutte le mie colpe sono perdonate e che la mia sofferenza di oggi, la mia solitudine, la coscienza dei miei limiti possono portare frutto. Aiutami ad amare quanti mi circondano con comprensione e indulgenza. Insegnami ad accettare il mondo così com'è e i giorni così come sono. Aiutami ancora nei limiti delle mie forze a rendere servizio e, se ciò non è possibile, a donare agli altri un sorriso di riconoscenza, di fiducia e di incoraggiamento. Preservami dalla tristezza, dalla noia e dal cattivo umore. Preservami anche dai rimpianti inutili, dai ricordi che mi turbano, dall'angoscia del dubbio. Dammi la certezza, Maria, che la mia vita ha pur sempre un senso. Ottienimi la fiducia incrollabile di sapere che il Signore mi attende come il padre del figlio prodigo, per accogliermi, stringermi sul suo cuore e farmi entrare nella gioia senza fine. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Santa Bernadetta, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù.
Egli ha fatto pazienza che ci di gioia, di pace, nella fede e la potenza dello Spirito Santo sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente la Santa Messa, riconosciamo i nostri spesso a Dio.
Oprio missioni per mia medicina colpa, beata sempre Vergine. E voi fratelli e sorelle, Dio Onnipotente, via di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. E ora arricchirci, Cristo, Signore, venuto, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra, amati da felice. Dio, Dio Padre, Signore Dio, agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo, tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo Gesù Cristo, Santo nella gloria di Dio. Preghiamo. Dio, perché possiamo sempre servirti con lealtà e purezza di spirito. Il nostro Signore regna con te nell'unità dello Spirito per tutti i secoli. Il profeta Isaia ebbialo con dolori. Quando offrirà il giusto mio servirà molti. Donaci, Signore, tu hai la parola del cielo e ogni sua opera. E gli hai il diritto dell'amore del Signore, il tuo amore in te speriamo. Ecco, l'occhio del Signore è me, su chi spera per liberarlo dalla morte e fame. La attende il Signore e egli è come da te noi speriamo. L'uomo della propria vita in rispetto. 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . . 」 . 」 。 .
Vangelo li vedevo dicendogli: Maestro, concedici di sedere, uno alla tua destra e uno alla tua. Gesù disse loro: non sapete quello che chiedete. In cui io sono battezzato. Rispose, e Gesù disse loro: quello per io so voi sarete battezzati. Ho la concedere mani preparate. Farsi con loro, Giacomo e Giovanni. Ora Gesù li chiamò a sé e disse: voi sapete che coloro riguardano delle linee su di essi. Voi però non è così. Diventare grande tra voi, chi vuole essere anche il figlio dell'uomo per farsi servire, ma per servire la propria vita in riscatto. Parola del Signore. Solitamente propongo anche altre considerazioni. Nel suo aspetto
hanno una per Signore del Signore della storia, dove Dio nostro Signore. Non sei tu che esisti per Dio, ma in certo senso per amare, per servirti, per essere al servizio della tua felicità. Che dà un senso alla nostra fede, questa è veramente la fede vera, cristiana. Credere in Dio certi non doveri, ma da questa è Dio che ci ama, è Dio che ci ha creati cambieremo della nostra vita, della nostra vita cristiana. Nell'aver detto questo, io penso che la giornata che oggi vogliamo celebrare la Chiesa Cattolica la giornata mondiale che ci chiediamo e oggi questa giornata particolare ecco io trovo ecco cosa vuol dire che oggi questa giornata certo per ricordarci anche delle missioni ieri hanno avuto presente per l'esperienza vedremo alle missioni come ancora perché i missionari cosa fanno? Per loro, ma per la gente che loro assistono. Questo è giusto. La missione vuol dire pregare. Quello che ho appena detto, che Dio vuole salvi tutti gli uomini. Ecco allora Dio ci ha creati per essere amati da Lui. Questo amore di Dio dà anche la sorpresa del nostro amore. Amati cerchiamo di amare, cerchiamo di servire. L'amore di Dio
naturalmente l'avevo sentito parlare di lui, ma non è nella lista di santi consecutivi della Chiesa, il santo che si chiamava Contardo. Ho letto che lui ha avuto venerdì qualcosa, perché la Chiesa l'ha celebrato, l'ha onorato, non saprei concepire una vita senza preghiera. Uno tende anche a incontrare il sorriso di Dio, resinare il capo alla sera senza il pensiero. Così scriveva da giovanissimo Contardo Ferrini, nato a Milano nel 1859, e venne in diligenza al servizio del Vangelo per essere apostolo nel mondo. Ad appena segna il diritto romano della vita e coltiva la robusta spiritualità che unita con stile di vita lo renderà testimone anche dell'ecclesiale. Laico, consacrato nel mondo a una vita spirituale e la liturgia, dalla presenza dell'Eucaristia e dall'amore, scriverà sull'Eucaristia. Ecco, qui Gesù parla di vita, non di breve, e non breve, e lui parla di Dio anche ai lontani, agli indifferenti, impegnando nell'opera di beneficenza e di grande carità per 4 anni e anche consigliere del comune di Milano per conservare il servizio religioso. Il 17 celebrato perché lo ritengo un vero missionario, perché i missionari non sono soltanto i religiosi, ci sono tanti laici delle missioni che fanno missioni e non soltanto terre lontane, ormai anche i nostri paesi dove questo giovane di 43 anni che ha dato la sua vita dell'amore di Dio. Credo di Dio,
Padre, sia fatta la tua volontà. La tua volontà si compia nella Chiesa, la comunità di coloro che credono in te. Ti preghiamo, Padre, sia fatta la tua volontà. La tua volontà si compia nell'azione missionaria della Chiesa, forza la fede dei missionari e chiama giovani la gioiosa fatica dell'annuncio della tua pace, della salvezza per tutti i popoli. Si compia in chi attende la liberazione da ogni forma di schiavitù e in coloro che, fra le tribolazioni del mondo, orano per la giustizia e la pace. Ti preghiamo, Padre, volontà. Questo nostro attraversato da rivendicazioni e continui cambiamenti. I cristiani testimonino che il vero bene è il servizio. Ti preghiamo, Padre, la tua volontà. La tua volontà si compie in noi. Preghiera. Perché anche noi possiamo donarlo ai nostri fratelli. Ti preghiamo alla tua volontà.
Buona domenica, buona domenica.